Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta al 0422 16 26 798, se volete chiamare oggi, se volete dire la vostra opinione, noi come sempre siamo qui che vi aspettiamo. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo delle nostre case, delle nostre abitazioni e ci chiediamo come possiamo metterle in sicurezza, perché i pericoli sono tanti e la natura amica spesso però ultimamente è diventata un po' una matrigna. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Maurizio Artuso, imprenditore, benvenuto. Buongiorno a voi. Il piacere di avere in studio con noi Diego Canciani, imprenditore e non solo. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi, attenzione perché devo dirlo tutto, allora Mauro Nicoletti, docente di progetto di strutture del Politecnico di Milano, nonché presidente dell'associazione Progetto Sisma. Buongiorno. Ma lei il buongiorno. terremoto cosa le ha fatto nella sua vita? Cosa mi ha fatto? L'ho vissuto, allora io ho vissuto un'esperienza professionale che è quella del terremoto dell'Aquila. Quindi insomma il terremoto dell'Aquila è un'esperienza umana e professionale che non... Però insomma già da piccolo prima quando studiava ha fatto il suo focus, insomma, quindi sì. Era una cosa che le piaceva. Sicuramente sì. Ma insomma. Sicuramente. Allora siamo qui, allora queste case come possiamo metterle in sicurezza? Perché non vogliamo parlare solo del problema del sisma, il problema tellurico, ma parliamo anche della fragilità della nostra Italia, insomma siamo un paese che ha diversi problemi a livello idrogeologico e poi nonché i mutamenti climatici e diciamo mamma mia ma insomma è arrivata questa tromba d'aria, è successo il disastro in pochi minuti e insomma sono tante cose da mettere in ordine. L'Italia dei misteri comincia con, dicono, 74,3 milioni di immobili, ma il catasto, cioè ciò che produce rendita catastale sono 64,5 milioni ai quali bisogna aggiungere 6 milioni di immobili che sono beni comuni che non possono essere censiti. Cosa genera pericolosità sismica nella nostra bellissima Italia? Vabbè, il fatto che siamo spinti da queste placche un po' africane, un po' che insomma ogni tanto si scontrano. Poi il fatto che i nostri edifici siano molto vulnerabili perché insomma c'è sempre il fatto che vengono danneggiati e l'esposizione, ovvero il problema magari che io ho una casa molto ben costruita ma vicino a un edificio che non è insomma antisismico. È un bel pasticcio, vero Maurizio Artuso? Siamo un paese un po' fragile che dipende delle volte anche dal vicino, perché se io sono bravo e mi faccio una casa antisismica, apro il portafoglio, spendo la palanchina, ma il vicino dice no. Questo è vero. Comunque diciamo che purtroppo l'Italia ha un patrimonio immobiliare molto datato, dunque non è un intervento così proprio semplice quello di adeguamento, specialmente l'adeguamento sismico. Io credo che in certe zone non sia neanche possibile, se prendiamo Amatrice, ma io vivo ai piedi dell'Asolano, credo che intervenire dal punto di vista adeguamento sismico proprio al centro di Asolo sia una cosa neanche da tenere in considerazione. Io dopo il terremoto delle Marche, i primi 8-10 giorni, viaggio tutto il giorno in macchina, ascolti il radio, tutti i professori, tutta gente che aveva un'infinità di idee per poter intervenire in questi casi. Passati 8-10 giorni, a distanza poi di un anno e mezzo, proprio non se ne sente più minimamente parlare. Ecco, io vivo in zona 2 da un punto di vista sismico, dunque una zona fortemente a rischio, dall'82 che è diventata zona sismica il mio territorio. Dall'82 in poi credo che il sisma, diciamo, che finora si è manifestato in Italia, in queste strutture non sia più così pauroso. Però nelle vecchie strutture credo i danni sono ingentissimi. Questo è il Veneto aggiornato, lo vediamo qui in questa io sono a ridosso della zona rossa, insomma, quindi non è che... Però vedi, il controsenso del sistema all'italiana, secondo me, dopo non vorrei insegnare a nessuno, io vado a recitare un appartamento e devo dare la classificazione energetica dell'appartamento, questo già da diversi anni, però non ho nessun obbligo per poter dare una... diciamo, certificazione
idonea in caso di... Che sia una, com'è ignifuga, che non abbia problemi con l'antincendio, dovrebbe dire anche col problema sismico. Io credo che l'idoneità A, B, sismica C. sia una delle prime cose da tenere in considerazione oggi. E pensi che dal dopoguerra ad oggi l'Italia ha speso in valore in euro 200 miliardi di euro per calamità sismiche. Dunque credo che magari metà di questi soldi fossero stati spesi in prevenzione e qualcosa avremmo ottenuto. Questo è un punto importante. Allora, diceva bene il nostro Maurizio Artuso del problema comunque degli edifici, poi le zone sismiche sono anche mutate perché non sono insomma fisse. Allora, Cancian, il patrimonio abitativo degli italiani, secondo i dati ISTAT, dice che il 14% degli edifici è stato fatto prima del 1919, il 10% antecedente alla seconda guerra mondiale, il 36% è nato nel boom tra il 1946 e il 1971, quando si passò, pensate, da 35 a 80 milioni di divani, e il 26% dopo il 1982, che si spera, no, che le normative fossero, insomma, o siano state applicate, o credo che ci sia poca sabbia e magari più cemento, più calcestruzzo, no? Diceva Artuso, sono stati spesi quasi 100, attualizzati 180 miliardi, 200 miliardi di euro per i disastri causati dal terremoto dal 1968, cioè ricostruire un chilometro quadrato costa tra i 60 e i 200 miliardi, insomma con 100 miliardi si potrebbe mettere in sicurezza un sesto dell'Italia di questa problematica, no? È vero, noi abbiamo un'azienda che fa ristrutturazioni nell'edilizia e quindi è chiaro che lo viviamo molto spesso questo problema, ma è altrettanto vero che l'idea di quello che eravamo non la possiamo giustificare dicendo solo alla gente dobbiamo mettere in sicurezza, perché per mettere in sicurezza l'investimento economico non è proprio irrisorio, specialmente se si tratta di case magari di una certa data di costruzione, no? In realtà poi l'Italia è quel famoso paese dove si fanno le leggi che hanno sempre un minimo e un massimo e tu devi stare in quel range, e in quel range non c'è mai una definizione che ti permetta di avere una sicurezza di qualcosa. Mi sembra un po' anche il range delle borsette di Mater B per la frutta, tra l'1 e i 3 centesimi, poi il resto sono fatti vostri. Ecco. Esatto, no? E anche qui nelle leggi sull'antisismico c'era un minimo e un massimo, c'era chi, è come adesso che quando fai... Io ho visto gente fare la certificazione del risparmio energetico e della classificazione energetica della casa via computer, cioè capisci che siamo un paese di persone che tentano di prendere sempre per i fondelli o la legge o qualcuno o qualcun altro, e questo non va bene, perché quando si tratta di terremoto ne paghi le conseguenze con la vita delle persone. Allora, l'Italia è un paese dove la prevenzione sembra solo una parola scritta sul vocabolario, non esiste né per il sisma né per le alluvioni né per lo stato di famiglia. Questo colpa anche delle amministrazioni, Cancian, perché quando c'è stato il boom edilizio, certo non c'era un piano regolatore, concessioni, zone industriali che sono cresciute come funghi anche in zone alluvionali, quindi è un po' un problema. Ma lo sapevano che c'erano zone alluvionali, perché... Però non sono dentro, sono dentro quando lo so, perché poi quando succede scappa il morto, succedono scene del genere. Ma perché non c'era nessun divieto, si doveva usare il buon senso. Cioè noi continuiamo a fare le cose senza, e ci giustifichiamo del fatto che non era normato, non c'era l'obbligatorietà di legge, ma non usiamo mai il buon senso. Il Veneto, come moltissime altre zone d'Italia, sono nate zone intere di capagnoni inutili, perché poi in qualche modo lo vediamo adesso, va bene? Che venivano costruiti solo perché il comune trasformava le terre agricole in terre edificabili e prendeva gli oneri di urbanizzazione, e quindi si mettevano soldi in cassa, no? E in questo contesto, se tu applichi la prevenzione e cominci a investire i soldi che prevedi che comunque devi spendere per mettere a posto, aiutando le famiglie, anche facendogli solo da garante negli affidamenti bancari, va bene? Tu metti in moto un'economia che in Italia probabilmente risolverebbe molti problemi, perché ridaremo lavoro alle persone e dignità alle persone, perché il lavoro, uno stipendio e un posto di lavoro significa dignità
di una persona. E anche magari non si punterebbe a costruire il nuovo, ma il nuovo su vecchio, che forse in un momento in cui ci mangiamo molto territorio non dobbiamo cementificare. Ma non serve più, il nuovo ne abbiamo in eccesso. Allora, vengo al mio ingegnere Mauro Nicoletti. Senta, è un problema anche economico in un certo senso, solleva Cancian, perché se lo Stato, se le amministrazioni potessero in qualche modo staccare una cedolare secca, una cosa del genere, forse la gente metterebbe un po' più in ordine le case, ma questo non è possibile. Allora, in un immobile tradizionale la struttura, cioè, incide sul costo del 30% del valore, con le regole diciamo antisismiche sarebbe il 33%, quindi un 3% in più, cioè in buona sostanza se la struttura mi costa 100.000 euro, con 110.000 euro la faccio antisismica. Sono quei 10.000 euro, sono un dato reale, non è vero, dipende dalla zona, dipende dove abiti, dipende se c'è l'assicurazione buona, cosa succede? Allora, il tema è leggermente più complesso. Allora, se parliamo di un edificio esistente per l'adeguamento sismico, quindi vuol dire murature, travi, pilastri, l'intervento in questi elementi e fondazioni, in questi elementi strutturali, non coinvolge più solo la struttura, ma è un adeguamento di riqualificazione del patrimonio esistente. Quindi si parla di impiantistica, di serramenti e di finiture, perché sicuramente l'elemento strutturale è all'interno dell'organismo edilizio, quindi l'organismo edilizio va risanato completamente. È fondamentale pensare al tema della prevenzione, però io farei una divisione. Uno, gli edifici strategici importanti, ospedali e edifici pubblici, le scuole. Due, l'edilizia privata. Quindi uno, da una parte gli edifici strategici e importanti che sono fondamentali per la salvaguardia della vita umana e delle giovani generazioni, e due, l'intervento privato. Due filoni paralleli, però non, comunque da affrontare con metodi diversi. Sicuramente è necessaria la prevenzione e è necessario poter investire sul tema. Però mi viene in mente, adesso prendiamo la telefonata, è stata qui una sindaca poco tempo fa e dice: io devo mettere in sicurezza le scuole, ce li ho i soldi, non li posso spendere perché ho il patto di stabilità. E beh, insomma, io sapere di mandare i miei figli a quell'asilo, a quella scuola, e so che se viene nascosto il terremoto potrebbe cadere un solaio e su un bambino piccolo. Corretto. E allora magari i soldi ce li abbiamo, corretto, poi la politica ci ha messo del suo. Ragione. Matrigna Europa, pronto, buongiorno, buon lunedì. Grazie. Buongiorno, ecco, lei ha messo in sicurezza i suoi edifici, ha aperto il portafoglio? No. Abbastanza. Brava, ecco, ci dica. Allora, abbiamo cercato di fare le finestre, il portone blindato, le sicurezze, però signora, io vorrei anche sottoporre all'attenzione. Non possiamo fare tante cose perché io vi leggo la bolletta del gas che mi è arrivata. 105 euro di spesa per scaldarci, spesa per trasporto gestione 52 euro, spesa per oneri di sistema 12 euro, totale IVA e imposte 137 euro, totale 308 euro su 100 euro di spesa. Come possiamo affrontare la caldaia e tutto quello che ci serve se paghiamo bollette su 100 euro, 200 di tasse a pensionati? Cosa possiamo fare? Io vorrei che ci fosse un po' di attenzione anche in questo Veneto per noi, per anziani, il caldo ci vuole. Ma anche chi ha bambini piccoli, non è solo una questione di anziani, un po' tutti, no? Poi è stato un pungio un po' quest'inverno. Ma allora nessuno fa conto di queste spese che dobbiamo affrontare. Certamente non abbiamo più soldi per fare delle riparazioni, per mettere in sicurezza, per mettere anche cambiare le cose che nel tempo si sono consumate. Io vorrei una risposta esaustiva,
non solo per me, ma per tutte le persone qui che hanno gli stessi problemi. Grazie. Grazie. E allora giustamente la nostra telespettatrice dice: ma come non faccio, cioè se devo pagare le utenze domestiche probabilmente incidono per 1/3 del costo del totale, ma questo è un problema. Come faccio poi a mettere mano al portafoglio e ad esempio, non so, penso di fare il tetto perché so che può capitare una trombadare qualcosa, vedo che le tegole cominciano a staccarsi, però faccio finta di niente perché se no non mi scaldo. Ha ragione la signora. Signora ha ragione, ma diciamo il problema tassazione in Italia purtroppo è una cosa ben risaputa, ben evidente e che subiamo credo tutti dalle aziende. Anche lei lavora 7 mesi all'anno Io purtroppo ho un socio che mi prende continuamente gran parte del mio utile, l'80-70% dell'utile, socio che avrei piacere non avere. Purtroppo lo Stato in Italia è questo. Come dicevo prima, qualcosa, la politica speriamo il prossimo governo, credo un po' difficile, ma che possa mettere mano a queste cose. E come dicevo prima, l'adeguamento nel risparmio energetico c'era una norma che arrivava fino al 65%, mi sembra fino all'anno scorso, oggi ridotta al 50%. Ecco, un'iniziativa del genere anche appunto nelle ristrutturazioni, nell'adeguamento, chiamiamolo così, sismico, credo possa essere presa in considerazione. Erano molto concentrati sul verde i giardini, no? Che si potevano scaricare, non so per quale motivo, avevano i pannelli solari e certe cose che poi ce ne stiamo pagando tutti comunque. Sì, però vede, magari non andiamo ad affrontare i problemi veramente seri, veramente concreti, ci distraiamo un po' in queste cose, però il problema concreto che abbiamo magari da tanti anni se ne parla, però non viene risolto, e prendo sempre come calamità più importante quella sismica. Cioè adesso io devo andare in pubblicità, allora lei ha l'esperienza, no, di dover consegnare anche queste casette, questi prefabbricati, dove la serve? Io sì, come diceva l'ingegnere prima, anch'io dal punto di vista professionale ho fatto una grande esperienza col terremoto dell'Aquila e fa venire la pelle d'oca a vivere in quei contesti. Per guardarla, io lo dico perché se mi vedete tipo vigile, perché io dico dove guardare, se no venite con quel profilo egiziano, la moglie dice ma ti ho vestito bene e non ti vedo bene. E sì, dunque vedere il disastro che riesce a fare un sisma credo sia una cosa che ti rimane in vita poi. Dunque come intervenire in quelle cose, credo che oggi come oggi in Italia io lo vedo impossibile risolvere anche parzialmente queste problematiche che abbiamo. Insomma abbiamo un'Italia con un patrimonio però friabile. Essere efficienti nelle risoluzioni del post dobbiamo dare una risposta rapida, cioè dico prendere 15 aziende che fanno casette, 10 aziende che fanno casette e dire signori stoccatele, che non diventino vecchie ma che abbiano tutte le loro caratteristiche, che nell'emergenza vediamo mai. Le stanno ancora montando da matrici dintorni. Ma anche lì poi possiamo parlarne se lì è un po' un disastro. Allora 0422162678, allora diteci la vostra opinione, come ha fatto la signora di prima, dice io ce l'ho la buona volontà di magari mettere in sicurezza la mia casa, però se le utenze domestiche mi portano via tutti i soldi, come faccio? Vi aspettiamo dopo la pubblicità, a dopo. Allora, cari signori che siete a casa, ci stiamo chiedendo come possiamo mettere in sicurezza le nostre abitazioni. Ci vedono dal Friuli, perché ci vedono bene in Friuli e insomma loro sono stati anche bravi e veloci a rimettere in piedi il tutto, c'è stata la buona volontà, le case sono antisismiche, certo magari si è persa un po' di storia, di fascino, ma si sono salvate magari poi delle vite umane. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda sul risparmio energetico. Prego. Noi sappiamo che chi ha delle stanze in scantinati, sotterranei, seminterrati ha un risparmio energetico, però c'è il problema che se ci viene l'acqua, abbiamo l'acqua negli scantinati. Chiedo a che punto è la normativa del Veneto per queste cose, grazie. Grazie, allora chi se la sente di dare una risposta? Perché poi io penso a certi luoghi, mi viene in mente Cortina d'Ampezzo dove si costruisce tanto sottoterra per fare molti vani, molto volume, però poi magari succede una frana, succede un'alluvione, canciana e ci ritroviamo. No, il problema è, ripeto,
è di come la pensiamo la cosa all'inizio, no? Se in una zona a rischio alluvione noi facciamo il piano interrato, vuol dire che non abbiamo capito niente, cioè che chiunque faccia quel progetto e il comune che rilascia le licenze vuol dire che non ha capito niente. Se faccio una diga sotto il Monte Toc magari qualcosa mi potrebbe suggerire, cioè se io abito in una zona che penso a Padova si chiama Paltana, forse mi viene il dubbio che 2 volte all'anno mi vado acqua, o in una zona che si chiama Rio mi viene normale chiedermi esatto, allora in questi contesti ci sono delle responsabilità che adesso diventa difficile sistemare ed è per quello che pensiamo e dobbiamo prevedere e usare la prevenzione, perché allora è stato fatto di recente in Veneto una camera di compensazione per deviare dei flussi nel momento delle alluvioni. Eccolo qua, questo stiamo vedendo, questo siamo noi, questa è la ragione. Esatto, ma questo è il minimo che potevamo fare, no? Dobbiamo cominciare a ripulire i fiumi come si deve, dobbiamo pulire gli alveoli dei fiumi, creare una condizione diversa di costruzione, creare un modo diverso di pensare alla costruzione. Poi ci troviamo, e qui mi dispiace dirlo perché non voglio entrare in polemica, ma ci troviamo a discutere con gli ambientalisti che denunciano in Friuli Venezia Giulia la protezione civile perché ha pulito l'alveolo di un fiume perché era impraticabile ormai e li hanno denunciati e questi stanno rischiando 250.000 euro di multa e 8 anni di reclusione. Cioè, e sto parlando della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, quindi allora se siamo a questi livelli capite che è andato tutto fuori da ogni parametro di buonsenso e di serietà. Cioè hanno tolto troppe lattine di una certa marca. No, ma poi hanno tolto alberi dal fiume che erano ormai caduti nel fiume. Ma si presume e penso che nessuno più della protezione civile possa essere l'organo competente col magistrato delle acque Magistrato dell'acqua ce l'hanno tolto, via, anche a Venezia, cioè, per questo lo sappiamo, dai, non citiamo persone che non esistono più, ahimè, il Mose Docet. Senta, Canciano, una risposta a questa signora, però dobbiamo darla, nel senso lei dice, ci dicono di fare risparmio energetico, magari di fare un vano piuttosto che un altro, poi arrivano le alluvioni. Vabbè, ma il risparmio energetico con la cantina sotto il livello del suolo non ha connubio. Mi verrebbe più freddo a me. Lei è in un risparmio energetico perché l'estate sta più fresca, perché è sottoterra, ma non ha fatto niente di risparmio energetico. Magari potrebbe avere un po' più di umidità perché magari l'estate. No, ma se è fatta bene, ma come tutte le cose, se è fatta bene, se le pompe funzionano, nella normalità tutto è a posto. Nell'evento eccezionale che è l'alluvione è un serio problema, perché le pompe non riescono a buttare acqua dove ce n'è già tanta, quindi non ne vieni fuori. Fantastico, allora 0422162678 se volete dire la vostra. Allora, ingegner Nicoletti, lei prima durante la pubblicità ha detto ma insomma ci sarebbe il bonus che va incontro alle persone che vogliono fare degli adeguamenti, giusto? Più o meno. Però c'è un problema, bisogna essere ricchi per avere il bonus, cioè se sei un povero in canna non ce l'hai, è giusto? Cioè se uno ha un reddito di 20.000 euro, di 10.000 euro, 6.000 euro lo può chiedere? Allora, oggi c'è uno strumento che lo possono utilizzare tutti i cittadini, si chiama Sisma Bonus, ha un massimale di spesa di 96.000 euro e tutti i cittadini possono accedere a questo beneficio fiscale. Il beneficio fiscale è significativo perché si parla di un rimborso di spese dell'80% fino a un 85% massimo in caso di condominio, quindi il risparmio rispetto ad altri bonus prima sviluppati 70.000 euro su 96, una cosa, cioè come funzionerebbe? Cioè se io spendo 100.000 mi ridanno indietro 80.000? Le danno in parte l'imponibile sulla parte di tasse che lei dovrebbe pagare allo Stato, quindi sostanzialmente i maggiori contribuenti hanno sconti maggiori, minori contribuenti hanno sconti minori. Quindi è una cosa per i ricchi? Cioè, non è che, allora, se uno è ricco si fa la casa antisismica e gli frega niente dell'acqua, del terremoto, se uno è povero può morire. Diciamo che la leggo così. Diciamo che i buoni progettisti cercano di intervenire a costi ridotti. Ma che bonus è? No, ho capito, però attenzione. Un discorso è il risparmio energetico
e la detrazione fiscale prima del 65%, ora del 50%. Il discorso è la ristrutturazione edilizia dove ti danno il 50% di detrazione fiscale su quello che spendi. E vale per tutti. No, ma vale per tutti, ma su quello che spendi. Cioè, io devo adeguare una qualsiasi palazzina, spendo 50.000 euro, mi danno il 50% o il 65% prima, adesso il 50% in 10 anni, ma me li danno su quello che io ho speso. In questo caso non mi danno quello su cui io ho speso, mi danno la detrazione su quello che io pago di tasse. Insomma, il mio parametro è su quello che io pago di tasse. Andrebbe bene se ci fosse la tassa fissa per tutti. Sì, se io pago 20.000 euro all'anno di tasse posso ottenere il 44% di 20.000 euro. Insomma, chi è più ricco anche se ne spendo 50. Mi dispiace dire, ma chi è più ricco meglio sta col terremoto, perché riesce a farsi un palazzo più antisismico. Poi se a Roma si fanno la domanda, ma perché nessuno fa l'antisismico, sono dei deficienti, scusa. Va bene, allora ci vedono bene in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in Roma, in streaming, ma noi vogliamo bene ai romani, dai. Pronto, buongiorno. No, dai, buongiorno. Insomma, dipende. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Io avrei tantissime cose da dire, però mi limito solo a dire un po' della burocrazia e delle cose quando si facevano. Non so se anche l'imprenditore o l'ingegnere si ricorda quando si faceva il cemento armato a mano, e allora si metteva qua da noi nella nostra zona veneta, specialmente zona del Piave, 3 carriole di ghiaia, un sacchetto di cemento. Allora questo penso che sia già un risultato di quello che io le sto esprimendo. Certo. Io mi sono fatto la casa lavorando anche di notte, portando sulle pietre a mano. Bene, non l'ho completata, adesso volevo ristrutturarla. Io devo fare tutto il progetto di nuovo per ristrutturarla, il quale mi costa 4.500 euro il progetto. Basta, non le dico altro perché sennò scoppio. Sento che la camomilla, lo so che adesso sua moglie magari gli avrà preparato un brodino, ma però camomilla, porti pazienza, però c'ha ragione, no? Allora, mi piace per come l'ha detto, no? 3 sacchi di ghiaia e una di cemento, perché che poi lei è stata all'Aquila, c'è chi si sfregava le mani mentre c'era il terremoto e c'è chi poi è stato indagato perché anche ciò che era antisismico non lo era, cemento gran poco. Capito? Questo è vero, poi sai, in Italia, come diceva lei l'ha vista quella realtà lì, no? Cioè anche il povero che credeva che quella ditta gli facesse la casa antisismica gliel'ha fatta come le abbiamo viste all'Aquila, ma sicuramente queste tematiche esistono anche qui da noi, non è che solo lì. Ecco, dopo purtroppo evitare queste cose è un po' difficile. Oggi abbiamo forse cercato la perfezione in tutto, oggi non puoi più farti il cemento in cantiere perché deve arrivare dall'impianto di betonaggio, la dosatura deve essere controllata, dunque abbiamo un po' cercato di... però il signore dice 4.500 euro di progetto, gli viene da fumare in senso metaforico. Sì, ma non saranno solo questi, poi avrà il termotecnico, avrà tutta una serie poi di complementi che andranno sicuramente poco. Insomma, questo telespettatore quante camomille si deve bere? Penso diverse, purtroppo dicevo prima il discorso della tassazione e la burocrazia in Italia la stiamo subendo tutti. È la burocrazia. Allora, la burocrazia la subiamo... Lei ha 2 soci occulte e uno che è lei, cioè quando si vede allo specchio si riconosce, cioè da una parte c'è lo Stato, dall'altra c'è la burocrazia. Esatto. E questo è così. Questo è, ho capito. Senta, prima della pubblicità stava dicendo che le casette le stanno ancora montando, allora gli avete dato le istruzioni svedesi, in Suami, in Swahili, in lingue strane, oppure l'avete spiegato come si montano? No, credo che questo sia sempre solo lo specchio della politica. L'Aquila in pochi mesi, noi abbiamo iniziato a settembre e 31 gennaio più o meno del 2010 abbiamo completato quello che era il nostro appalto. Quante ne avete messe? 600 case abbiamo installato noi all'Aquila, però mi sembra, vado un po' così a memoria, quasi 16.000 unità abitative sono state costruite in quel contesto.
credo fosse stata veramente la forza politica a voler questo, una forza politica che vedo totalmente assente nell'ultimo terremoto delle Marche. Io il 3 gennaio sono sceso a Preci, vicino a Norcia, ma comunque ho fatto un giro in tutti i paesini lì colpiti e hanno consegnato le chiavi delle casette. Potranno entrare, se tutto va bene, tra giugno e luglio. Esatto. Hanno consegnato le case, ma stanno continuamente lavorando. Ma qual è il problema? È perché non sono... Chi lo sa? Qual è il problema? Se ha fatto un'idea, no? Ma state veloci nella consegna da... Avevamo delle penali folli. Noi avevamo delle penali che ci hanno obbligato o eseguire il lavoro correttamente nella tempistica decisa, oppure conveniva andare a abitare in Senegal, non tornare più in Veneto. Fantastico, hai capito? Fantastico. Tutto ciò non sta accadendo ma sono partiti anche molto tardi. Sono partiti anche molto tardi. Sempre per una problematica politica. Ma non è che io prendo la telefonata da casa, speriamo che sia qualcuno meno arrabbiato con i progetti, perché ingegnere, colpa vostra, siete diventati cari, è per quello che lei si può permettere il bonus, il sisma bonus, perché è caro, è diventato caro. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Samantha da Spresiano. Prego Samantha. Volevo chiedere una cosa. Io ho appena comprato una casa usata, vecchia, da ristrutturare. Mi costerà 45.000 euro da ristrutturare più le tasse. Non so ancora quante tasse. E stiamo facendo la valutazione adesso. Io volevo chiedere solo una persona che lavora prende 550 euro al mese, chiedere l'aiuto della madre per fare il mutuo. Questa cosa non è possibile, è una cosa vergognosa. Io volevo chiedere il vostro aiuto. Come devo comportarmi? Vediamo cosa riusciamo a risponderle Samantha, perché è molto molto difficile. Allora, Chiancian, sento questa nostra telespettatrice, no? Ha comprato una casa, una casetta, deve ristrutturare da 45.000 euro. Le tasse saranno anche tante, la vultura e tutto. Come fa una persona? Deve sempre fidarsi. Una persona che prende 550 euro perché ha dovuto andare dalla mamma. Già la vedo dura che riesca ad acquistarla. È dovuto andare dalla mamma a chiedere probabilmente la firma in banca per il mutuo, per questo. Spero che abbia anche un marito o un compagno assieme, perché con 550 euro se deve vivere e fare il mutuo, mi sono perso qualcosa, non ci arriva secondo me. È chiaro che la banca... Insomma, è chiaro che l'Italia è una repubblica fondata sul pensionato, diciamoci la verità. Ho capito, ma 5,50 non è una pensione, è una pensione sociale, cioè voglio dire, siamo al di sotto di chi ha lavorato, permettimi, ma ci sono comunque dei percorsi, pur essendo tentati a capire qualsiasi situazione, però ce ne sono di quelle... Che si può adeguarla alle normative antisismiche, fare tutto esatto, non ce la farà mai, no? È questo che dico. Allora, che lei debba chiedere l'aiuto alla madre per firmare il mutuo, le posso garantire che anche i miei figli per fare il mutuo le banche vogliono la firma dei genitori, perché ormai l'universo mondo deve garantire qualsiasi cosa, e siccome la banca dice io di lavoro presto soldi, voglio essere garantito. Poi ce li frega tutti, come è successo con... No, in realtà la banca ti presta soldi se hai soldi. Se hai soldi, no, anche se hai capitali una volta, adesso neanche più quelli, perché... Vabbè, i toscani dicono a babbo morto, vabbè. Esatto, perché poi ti danno le obbligazioni a garanzia e quindi ti prendono anche tutto quello che hai. Però insomma, diciamo che il concetto è sempre quello, purtroppo. Volevo invece ritornare sulla questione delle casette dell'Aquila e di quelle di Amatrice. All'Aquila c'è stato un commissario che ha deciso. Se ne è assunto la responsabilità, ha preso una decisione, ha dato ordini, ha dato disposizioni, ha anche fatto contratti, perché è vero che ha deciso chi portava casette, chi ne portava altre e chi no. Se tu invece nell'emergenza non la gestisci così, non ti prendi la responsabilità, che è quello che è successo in Friuli, attenzione, perché insomma noi quando è successo il terremoto del Friuli 76, no? Esatto, avevamo il commissario della protezione civile, che è stato il padre fondatore della protezione, che ha avuto l'incarico di gestire tutto.
Ecco qua, guardate prima, dopo, il 76, siamo nel maggio del 76, il prima, guardate anche la velocità. Leggi ancora molto più permissive di oggi. Però c'era anche la velocità. Hanno dato i soldi ai sindaci, direttamente ai sindaci. Hanno dato i soldi ai commissari, il commissario ha fatto avere i soldi ai sindaci. E sapevano chi aveva la casa veramente da fare, non quelli che sono andati a far finta di avere la residenza dove erano terremotati per recuperare dei soldi, perché poi l'Italia è anche questa, no? Dai, se dai i soldi al sindaco, il sindaco sa chi ci abita magari. Ma poi è sua responsabilità. Certo, io devo andare in pubblicità. 0422 1626 798 e noi torniamo dopo la pubblicità. Quando diceva, però questi soldi li diamo ai sindaci, li diamo alla protezione civile che faccia tutto subito, e dopo vanno a pulire il fiume, dopo vanno dentro, non è possibile darli subito. Hai capito? Cioè, la follia italiana è questa. Dati, dopo però li ha gestiti. Ma infatti a Amatrice e in quelle zone là stanno facendo di tutto per non avere nessuna responsabilità, quindi fanno commissioni per decidere quali tipo di casa, commissioni per decidere quali tipo di appalto europeo, e intanto la gente fa un inverno sotto la neve, uno sotto la pioggia, un'estate a morire dal caldo, e poi se un giorno qualcuno si stuferà e prenderà su, diciamo, una pietra più che qualcos'altro e gliela tira sulla testa, di cosa possiamo lamentarci? Vabbè, e allora, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. Signori, buongiorno signori. Io spero che arrivi una bella guerra per eliminare tutti questi uffici inutili che ci fanno solo pagare le tasse, pagare le licenze, pagare. Una volta c'era il capomastro che faceva e sapeva fare, perché tante case qui in Friuli non sono state neanche lese. Quindi basta il meister che ha fatto praticamente pratica, sa il disegno, sa che se un calcestruzzo non è in regola, lo tocca col dito e sa già anche vederlo, sa che non regge. Possibile che dobbiamo avere degli ingegneri che non capiscono un beata fava, ma si può. Grazie. La saluto così. Guarda, è stato chiarissimo, da Udine, no? Bello, tosto, no? Molto convinto. Allora, c'era una volta chi metteva in bolla, chi sapeva mettere in bolla, chi con gli occhi chiusi sapeva se era calcestruzzo di Noale piuttosto che di Trento, Il signore è di Udine, giusto? Oggi cosa? Di Udine, giusto? No, diciamo che possono sicuro, grazie. Ingegnere, lei capisce o non capisce il legume? Allora, Udine, io mi sono laureato a Udine, ho studiato a Udine, ecco. E secondo me Udine, non perché ho studiato io, è una delle veramente un'ottima facoltà. Ha una formazione di ingegneri, di personale altamente qualificato, e quindi secondo me il Friuli è una regione con un polo universitario come Udine, visto il signore ha chiamato da Udine, molto qualificato. E forse se hanno costruito un polo a Udine di ingegneria è molto qualificato, un motivo c'è. Giusto? Sì, mio papà dice che per sapere bisogna sappare, quindi può darsi che qualcosa in quella direzione si vada, no? Sì, forse se hanno fatto un polo di ingegneria su un territorio altamente sismico. No, ma lei ha ragione, a livello normativo concordo pienamente in lei su quello che sta dicendo, però se poi noi andiamo a vivere il cantiere abbiamo perso tutte le maestranze, tutte le capacità che avevamo un tempo. Non è colpa dell'università, è colpa degli imprenditori, chi ha assunto i Bangladesh invece che gli italiani. O dei nostri figli che non ti vogliono di lavorare, di fare sacrifici. Ma anche là, io penso che i giovani ne facciano tanti di sacrifici. Allora, tutti e tre girate per cantieri. Allora, italiano questo sconosciuto, nel senso si parla ancora l'italiano, si parla il fulano, si parla il veneto, si parla il toscano, cosa si parla? Io li ho italiani. Lei che li gira, come li vede questa gente che lavora nei cantieri? No, oggi abbiamo un problema. Veneto, qui abbiamo un problema importante, il signore lo diceva, e nessuno se ne rende conto, nessuno ne parla. Il problema non esiste, il problema è il ricambio generazionale nella capacità tecnica di cantiere. Molto vero.
Questo nessuno ne parla. Sembra che le scuole professionali, la capacità tecnica, non tecnica dell'ingegnere o dell'architetto, esatto, ma della manodopera specializzata non c'è. Io ho problemi, noi abbiamo problemi come a gestire i cantieri con capacità, con persone capaci in cantiere. Però lei direbbe a suo figlio vai a fare il muratore? Beh, se ha quelle capacità, mio padre era muratore. Mio padre aveva un'impresa di edilizia, ho fatto il muratore per 4-5 anni, dai 16 fino ai 22, con varie specializzazioni all'interno di un'impresa di famiglia. Lì con quella specie di trapano che mescola dentro i secchioni, le cose, con la betoniera che girava, i primi 2 anni dentro. Poi sono passato di Dopo l'hai letto, ho fatto qualcosa di più. Sì, perché poi hai imparato a mettere la manta sui mattoni e quindi... Frettone, cazzuola e via, insomma certamente, così. Certamente. Però il tema oggi, questo tema qua non esiste e non si parla di formazione perché c'è un mercato molto fluido. Ma quanto li paghi poi questi operai specializzati? Gli dai 900 euro? Prendi più di un ingegnere. Si spezzano la schiena, partono le 3 del mattino. No, ma non oggi un responsabile. Arturo, non ne trovi perché le grandi aziende che sono quelle che prendono gli appalti riempiono i cantieri di egiziani, afghani, pakistani, nigeriani, marocchini, rumeni, se sono assunti regolarmente hanno il loro stipendio. Ma non c'entra, la capacità produttiva e tecnica è diversa. Se io apro un disegno in un cantiere italiano al giorno d'oggi... No, non sono d'accordo con lei in questo. Qual è il problema allora? Non sono d'accordo con lei, che i nostri figli oggi sono tutti quanti diventati dei cavalli da corsa, tutti in ufficio. Aveva ragione la Fonera che dice che siamo chiusi. Per il mio paese, per la mia zona che conosco molto bene. Se io ho bisogno di assumere un dipendente, la mia è un'azienda che oggi lavora con tutte le ultime attrezzature, all'avanguardia. Se voglio trovare una persona in azienda devo affidarmi, non voglio essere razzista, ma devo affidarmi un intracomunitario comunque, o un intracomunitario comunque non italiano. Se voglio assumere 10 persone in ufficio ne trovo finché voglio. Qualcosa che non funziona l'abbiamo comunque. Chiaro, è tutto il processo di gestione quindi questo è il problema. Ma supponiamo che noi abbiamo trovato abbiamo una telefonata, abbiamo trovato tutto ciò che ci serve, il problema comunque è uno solo: appalti, soldi, sblocco di alcuni sistemi, il patto di stabilità, perché io penso che voi che siete imprenditori bene andreste a mettere in sicurezza le scuole di un comune piuttosto che un altro. Guardi, anche il risparmio energetico. Ho cercato 2 appalti di recente qui in zona, strutture in legno, strutture in X, proprio quello che erano le nostre potenzialità, diciamo, no? Con quello che era stato messo in gara d'appalto non riuscivo neanche ad acquistare il materiale. Non voglio dirle da dove sono le aziende che hanno partecipato alla gara, non voglio polemizzare in questo. Comunque, cos'è il riassunto di questo? Iniziano i lavori, primi stadi di avanzamento, poi queste aziende spariscono. Ma perché non riusciamo a capire che dobbiamo anche dare il giusto valore alla qualità, certo, cioè, non è che stiamo parlando di... Però io prendo la telefonata, porto il pazienza e poi torniamo. È giusto quello che dice, perché non è che dobbiamo avere capacità produttive meravigliose, poi stipendi cinesi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno, ci dica. Niente, io volevo chiedere ai signori che sono impresari e all'ingegnere, ma come è possibile? Io ho fatto un condono nell'85, adesso ho bisogno delle carte che ho mandato un geometra a vedere, al catasto devono ancora accatastare il giusto, ma dall'86 fino adesso il catasto dov'è? È la burocrazia che è lunga, perché se adesso ho bisogno di queste carte, però la mia casa non è ancora stata accatastata come si deve, cosa vogliamo parlare di metterle in sicurezza? È chiaro, grazie per il chiedere, e quei soldi che hanno raccolto sulle telefonate per il terremoto all'Aquila, dove sono andati a finire?
Vi ringrazio, arrivederci. Grazie. Allora, Calciane, beh, è chiaro, adesso noi dobbiamo andare in pubblicità, farà parte di quei 10 milioni di vani fantasmi che non sono registrati la riforma del catasto, anche quello. Io penso che ogni tanto non sia colpa solo della burocrazia. Ma signora, 85, 2019 sono passati 33 anni. Io penso che ogni tanto sia anche colpa di quelli che non hanno voglia di lavorare, perché non posso credere che un ufficio come il catasto sia indietro di 30 anni. 33. Vuol dire che c'è una gestione delle carte catastali preoccupante, direi preoccupante. O che qualcuno doveva fare il lavoro e non l'ha fatto. E non l'ha fatto, ha buttato lì la pratica. No, anche qualche tecnico, perché sì, anche noi abbiamo le nostre colpe. Certo, ma tutto, cioè voglio dire... molto Tutti dipende dalla colpa, burocrazia che è lunga, ma la burocrazia è lunga, non è eterna. Quando diventa eterna... ci fissiamo con alcune cose. È partita la questione del risparmio energetico, tutti impazziti, A, B, C, D, la casa in A, cioè quando compri una casa ti spingono, no, in questa direzione. Certo. E perché su altre no? Perché c'è stata rapidità su alcune e c'è una Perché quella era altre? immediata, i lavori dell'antisismico sono un'altra cosa. Sono più pesanti. Sono molto più pesanti, sono molto più di responsabilità e sono molto più di mentalità diversa. Il risparmio energetico, in cui io ti spiego che se fai il cappotto, si cambi le finestre, io ti do il 65% e tu risparmi il 50% di quello che paghi com'è, è immediato. Chiaro. È immediato. Poi bisogna vedere, perché se devo spendere 40.000 euro e non li ho, o ne ho 30 e domani mattina non so se mia moglie resta a casa o se io resto a casa dal lavoro, faccio fatica a spenderli. Questo è vero, ma non è che la normativa sismica avesse priorità sulla normativa energetica. No, ma nemmeno prende la gente. Allora, sapete cos'è la priorità qui ad Antenna 3? Me lo Pubblicità. segnala Andrea dalla regia, Pubblicità. il nostro collega. La pubblicità 0422 1626 798, la nostra priorità. A dopo. Siamo tornati in diretta 042216266798, abbiamo parlato male di tutti, allora ingegnere, di tutti, la regione, lo Stato, il sindaco, abbiamo parlato male anche fra di noi, vabbè, no, dai, non è vero. Allora, ogni tanto non me ne vado e dico lo Stato ci deve aiutare, però magari ho costruito la casa sopra un vulcano, sulla bocca, penso al Rigopiano, anche lì condono, era zona di frana, terremoto, neve e tutto quello che c'è stato, e allora lo Stato ci deve aiutare, ma anche un po' di sale in zucca ci dovrebbe dire dove non costruire. Per noi. Sicuramente. Allora, però lei all'inizio, la sua premessa è stata molto interessante. E sono i soldi che lo Stato ha speso, cioè noi cittadini, abbiamo speso per pagare i danni dei terremoti. Quanti ne ha spesi? Dal 1967 a oggi circa 200 miliardi di euro. Allora, con un piano nazionale di investimento e di sostegno dello Stato, anche diciamo a fondo perduto, per tutte le zone come la Casa del Signore che si trova in zona 2, quindi altamente sismica, ma riusciamo sugli edifici, come lei ha detto, concessionati, autorizzati e costruiti in zone diciamo non a rischio idrogeologico ma concessionati, a fare veramente un piano che penso che non ci costi tanto, sentiamo che costi siamo soggetti. Ma se io c'ho dei soldi e poi il patto di stabilità non me li fa spendere, è la stessa cosa? Quella fa parte della nostra classe dirigente, la lungimiranza è una classe dirigente che capisce quanto abbiamo speso, quanto sicuramente dovremo spendere perché non è finita qui questo gioco, e quanto, purtroppo no, esatto, purtroppo no, non è finito qui, e quanto è importante per noi avere un investimento sul tema, punto, finito. È questo, Senta, allora, lei di cantieri gira tanti, ne vede tanti, abbiamo detto prima c'è anche un problema proprio di maestranza, lo diceva anche il famoso capomastro. Lei ne vede ancora di capomastri? Vede qualche famoso CEO, ragazzo di bottega che si mette là, che voglia di imparare? Ci dia qualche speranza, lei che gira cantieri? Allora, premetto che i cantieri che vedo io forse non sono i cantieri quelli dell'edilizia residenziale, perché bisogna fare due distinzioni. Oggi c'è
una qualificazione veramente diversa tra le imprese. C'è la grossa impresa, l'impresa che fattura dai 5 ai 10 milioni e poco più, che è organizzata penso come il signore, quindi un'organizzazione industriale con i capi tecnici e le maestranze, e delle imprese più diciamo artigianali. Le imprese più artigianali sono rimaste pochissime perché a differenza di una volta il lavoro scarseggia sempre di più, non c'è certezza dei pagamenti, non c'è certezza del credito, non c'è certezza di tanti aspetti. E queste hanno veramente difficoltà a trovare della manodopera. Bisogna parlare di scuole professionali, una cosa le professionali sono andate deserte, cioè l'anno scorso c'è stata il presidente degli industriali di Bergamo che ha detto mandateli a fare i muratori, ma lì si è scatenato il putiferio. Bisogna ripensare alla sana qualità delle nostre maestranze e della capacità di produrre. Certo bisogna avere una società qualificata, ma la qualificazione non è soltanto chi fa il progetto, ma anche chi lo realizza. Io mi ricordo che in tempi non sospetti, ma solo per fare un esempio di quella che deve essere l'escalation mentale anche delle famiglie, l'infermiere in ospedale veniva assunto direttamente, poi abbiamo cominciato con le scuole ospedaliere e veniva fuori la famosa diplomata o il diplomato. Adesso se tu vuoi fare l'infermiere di un certo livello devi fare almeno i 3 anni di università. Allora questo è il percorso, dobbiamo capire come famiglie che diventare geometra non significa che ti alzi e ti metti il colletto bianco, significa forse anche che ti metti gli stivali quando si fa il getto e vai a disegnare in cantiere e a mettere via i mattoni quando servono, va bene? Sporcarsi i piedi, le mani. Questo è il nostro futuro, se vogliamo avere delle maestranze tecnicamente qualificate italiane, altrimenti gli italiani rimarranno a casa e il resto sarà un mondo diverso. Però Canziano, non mi piace neanche che ti cambiano le carte in tavola, perché tutte quelle maestre che hanno insegnato con il diploma e lo Stato italiano ha detto va bene per 20 anni, adesso cambiamo le regole. Hai ragione, ma questo fa parte della nebbia che hanno i politici italiani nel cervello. E non bevono l'ambrusco. Allora, la trasmissione è arrivata alla fine, io ringrazio davvero tutti i nostri telespettatori e magari se compriamo una casa guardiamo che sia con risparmio energetico, che magari abbia delle possibilità per la messa in sicurezza e magari di comprarla anche in una zona un po' fortunata, mettiamola così, perché un po' di fortuna ci vuole. Questo ci vuole nella vita. Allora, io ringrazio Maurizio Artuso, imprenditore, per essere stato con noi, grazie a Diego Cancian, anche lui imprenditore, e l'ingegner Mauro Nicoletti, docente di progetto d'istituto del Politecnico di Milano, che sarà un professore buono e boccia poco, se sono preparati. Grazie. E allora, grazie a tutti quanti, noi torniamo domani, arrivederci con ore 13.